Bentrovati a Edicola Friuli. Quest'oggi, venerdì 14 giugno, andremo in edicola a Martignacco, ma come sempre prima di partire sfogliamo insieme i settimanali in edicola quest'oggi. Si parla di un argomento che ahimè è più fonte di dolori, ovvero tasse e imposte varie. Stangata d'estate. Le scadenze fiscali di giugno saranno un vero salasso per le famiglie e imprese. C'è chi per le troppe tasse ha anche deciso di chiudere la propria attività. E poi c'è un altro problema, il peggio deve ancora arrivare, insomma una ventata di ottimismo e poi andremo a vedere nel dettaglio. Ma all'interno del settimanale parliamo anche di coworking, gioie e dolori. Condividere un ufficio può aiutare a crearsi un percorso professionale, ma a contare di più è lo scambio di idee. E poi 1000 multe dal nuovo Autovelux. Sì, perché qui si corre a Buia, sull'Osovana, in pochi mesi è vendemmia di punti. E poi Campo Inagibile, una storia che ci arriva dal Goriziano, atleti in fuga oltre confine, perché nel capoluogo esontino l'impianto Fabretto dopo appena 10 anni è già KO e le gare si spostano quindi a Nova Gorizia. Andiamo a sfogliare all'interno del settimanale le inchieste di copertina. Se tutto va bene siamo rovinati, dicevo, una vera ventata di ottimismo, ma parliamo di cose serie, perché nell'aria c'è l'aumento dell'IVA, la patrimoniale, e Alberto Maria Camillotti, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine, traccia quindi i possibili scenari dei prossimi mesi con un'unica certezza: con il fisco saranno dolori. Nessuno è sicuro, l'imposta sul patrimonio potrebbe colpire sia immobili sia depositi e investimenti bancari, e poi l'aumento dell'aliquota per l'imposta sul valore aggiunto è ormai inevitabile, ma serviranno molti soldi in più. Dove trovarli? E questo si vedrà. Abbiamo anche realizzato uno specchietto grazie al nostro grafico Vittorio Regattin con le scadenze, l'ingorgo d'estate, tutti in coda per il fisco, e qui che cosa c'è da pagare da giugno e poi luglio e via dicendo. Quando fu rapina di Stato, approfondimento: a rischio i nostri risparmi, eppure la prima casa, la tanto insomma amata, desiderata prima casa degli italiani e dei friulani in particolare. E poi Valentina Viviani ha raccolto una testimonianza di un imprenditore, un ex imprenditore, che ha chiuso perché non facevo nero, dice, costretto ad abbassare la serranda della sua ferente attività perché stritolato dalle tasse e dalla burocrazia. Insomma, una storia di quanto è difficile anche fare impresa. Dopo il lavoro dalle 22 in poi ogni sera dovevo dedicarmi alle scartoffie per portare a casa uno stipendio mensile che era inferiore a quello di mia moglie impiegata. Adesso pago ancora i debiti contratti per le imposte. Pace fiscale, ecco qua invece i termini prorogati per l'adesione, e con il numero di domande, il valore totale delle domande e poi la somma dei debitori friulani, 408 milioni. Insomma, un'inchiesta tutta da leggere. Per i dettagli ovviamente lo trovate in edicola. Dividere spazi, costi e soprattutto idee. Maria Ludovica Scinco ci racconta che cos'è il coworking nella nostra realtà, nella nostra regione. L'obiettivo del luogo di lavoro condiviso è quello di ammortizzare le spese dell'affitto, le bollette comprese, e in realtà è più importante poter creare una rete di contatti e di scambi di idee. Dare fiducia ai giovani è il motore che ha spinto la nascita delle Factory della BCC di Manzano, ora Banca Ter, nate a Udine e Gorizia. E poi ristrutturare o valorizzare strutture abbandonate nei centri storici è un valore aggiunto di queste nuove iniziative che creano, diciamo, nuovi team di lavoro anche se eterogenei. Siamo andati a Pordenone e a Udine per raccontarvi delle realtà piuttosto curiose, magari poco conosciute. Ecco qua invece si alza, si preme il piede sull'acceleratore. Bene, questo però sappiamo che può essere molto pericoloso, non soltanto per le multe in arrivo naturalmente. Comunque, passaggio con il rosso, telecamere in azione. Dove succede? A Buia. L'impianto installato al semaforo sulla provinciale Osovana ha registrato, udite bene, 1034 violazioni in meno di 5 mesi, e per la velocità va pure peggio. E insomma, Alessandro Di Giusto è andato a vedere questi numeri e sono sicuramente numeri da brivido, e quindi ecco che scopriamo insomma quali sono i vizi, le abitudini, più vizi che altro, al volante dei friulani. Ci spostiamo infine a Pordenone, lotta alle zanzare, appello ai cittadini. Insomma, sappiamo che in questo periodo un po' in tutta Italia, ma anche in Friuli, non mancano gli insetti indesiderati
desiderati. C'è chi danneggia le culture, c'è chi invece infastidisce e può provocare anche malattie agli uomini. In questo caso si parla di prevenzione, perché è partita in questi giorni a Pordenone la campagna del comune contro i fastidiosi insetti. In farmacia c'è anche un kit gratuito per la prima disinfestazione nelle abitazioni private. Hubert Londero è andato a vedere come funziona e che cosa si può fare per contenere insomma questo fastidioso fenomeno. Cultura, Andrea Ioima ci porta nella casa dei friulani uniti sin dal 1400 a Palazzo de Nordis a Cividale. Ospita una mostra che rappresenta un viaggio attraverso tutte le evoluzioni e le innovazioni delle dimore in Friuli lungo il XV secolo, con oggetti rari e ricostruzioni, insomma un po' di storia del nostro passato declinata in chiave originale, naturalmente appunto quella delle dimore storiche. E poi vi porto, visto che fa molto caldo in questi giorni e molti saranno contenti, altri brontolano, il nostro reportage fotografico vi porta in Scandinavia, 10.000 chilometri di stupore fino a Capo Nord. Vi lascio immaginare, si rivedete in maniche corte i nostri viaggiatori Matteo Temporini e Marco Cadelli, però comunque si vede benissimo insomma che si sta sicuramente freschi. Concludiamo la nostra così passeggiata, lo sfogliare del nostro giornale con le pagine degli spettacoli. Ovviamente adesso si entra nel vivo dell'estate, le nuove geografie jazz in regione. Andrea Ioima ha fatto questo approfondimento. Dalle città alla provincia la musica di improvvisazione è pronta a soddisfare il suo pubblico con una ricca serie di proposte anche nuove, frutto di un rinnovamento non soltanto artistico. E allora tra le prime date la serata ECM del capoluogo friulano il 24 giugno e 3 giorni di esplorazioni in quello regionale già da mercoledì 19. Poi abbiamo la 41esima edizione di Folkest che parte giovedì 20 ad Arzene con i Bale, e poi abbiamo diversi altri appuntamenti, uno dei quali, e cambiamo rassegna, parte proprio da oggi con il concerto degli Ex Ottago, musica di qualità per un pubblico trasversale. In questo caso ci si sposta a Grado lungo la diga Nazario Sauro, dove al fresco potete godervi una serie di concerti assolutamente da non perdere. All'interno del numero anche naturalmente il palinsesto di Telefriuli, il palinsesto completo. In edicola con questo numero anche il mensile economico indipendente, il Friuli Business, che vedete dedica la copertina ad Enrico Marchi, fondatore della banca d'affari Finint. Per lui il Nord-Est può rimanere competitivo solo se le intelligenze e le direzioni delle aziende rimarranno in queste nostre province. Il titolo della copertina è Questione di testa. Adesso noi invece ci mettiamo in marcia e insieme a Gian Domenico Ricci oggi andiamo a Martignacco e andiamo a fare 4 chiacchiere con il nostro edicolante. Venite con noi. Eccoci qua, siamo in piazza a Martignacco, accanto a me Oscar De Giglio che con la moglie gestisce questa edicola dal lontano 1984. Perfetto, giustissimo. Ben ritrovato. Allora, dall'84 che sono nel commercio, però abbiamo rilevato l'attività e sono quasi 12 anni che siamo qua. Lavorate in coppia, siete sempre qui, insomma un po' impegnativo. Poi ci siamo conosciuti da 6 anni con la mia ragazza, abbiamo un bimbo e l'ho messa anche lei al lavoro con me, adesso ci scambiamo un attimino le parti, lei gestisce più l'edicola, i tabacchi e siamo qua. Vabbè, certo, insomma è un lavoro impegnativo, in questo caso è un lavoro di squadra, di famiglia, no? Approfitto di questa cosa perché sul numero di questa settimana si parla di tasse che chiaramente dobbiamo versare tutti, di IMU e quant'altro da privati cittadini, ma soprattutto diciamo abbiamo puntato anche l'attenzione sugli imprenditori, piccoli o grandi che siano, che si ritrovano poi alla fine a vivere sulla propria pelle questa tassazione, questa vessazione e alcuni anche chiudono. Allora dico, quanto si perde anche a star dietro a queste cose? Quanto impegnativo è? Le edicole adesso come adesso sono molto in difficoltà per colpa degli editori, dove non ci danno una mano per poter vendere di più, anzi non ci agevolano a avere un contributo in più per noi agi, che gli agi sono minimi.
E quindi ci si deve anche un po' reinventare, perché come... Noi abbiamo reinventato facendo dei gadget di Martignacco. Infatti volevo proprio arrivare Ecco. qui, perché come lei tanti edicolanti hanno detto dobbiamo puntare su qualche cos'altro, e ognuno ha le proprie idee, la propria originalità, e voi siete stati molto originali perché avete pensato a un'idea che vi legasse non al territorio, al Friuli in generale, ma proprio alla vostra Martignacco. Io e la mia ragazza ci siamo inventati questo dicendo, ho buttato l'idea, ho detto facciamo qualche foto di Martignacco, vediamo, facciamo qualche gadget. E lei ha detto sì, vado io a fare le foto. È andata coi pattini, perché lei è una pattinatrice accadita, è andata a fare le foto in giro per Martignacco, e poi abbiamo contattato una ditta molto seria dove ci hanno fatto i gadget, le targhette, le borse, le foto di Martignacco, i magneti. Poi arriveranno altre delle magliette anche di Martignacco molto belle che arriveranno in questi giorni, e quindi ci siamo inventati qualcosina di nuovo, e quindi speriamo che la gente ci capisca e che ci venga incontro anche a noi. Insomma abbiamo visto che vi vogliono bene. In ogni caso questa è una bella idea anche per, insomma, per valorizzare o comunque il senso di appartenenza, no, a questo comune. Certo, poi sì, anche la nostra clientela, come vede, ci saluta e ciao, cioè, ormai siamo diventati una famiglia. Allora Adina, Oscar ci ha svelato che sei tu la mente di questa, oltre che l'artista che ha fatto le foto. Quasi, è stata la sua idea di fare dei magneti principalmente, poi abbiamo deciso di fare le borse, poi abbiamo deciso di fare le magliette, anche perché c'è tanta gente che viene da fuori, tipo turismo, tipo robe del genere, che sono tanto affezionati a Martignacco, che hanno vissuto qua per tanti anni, adesso sono andati all'estero sia per lavorare sia per che hanno le famiglie là. E allora quando tornano vorrebbero avere qualcosa di Martignacco, perciò abbiamo fatto delle bellissime foto di Martignacco e li abbiamo messe sulle magliette, abbiamo fatto anche delle cose friulane, tipo Soy biele, soy friulane. Senti, ma questi gadget però, in particolare questi pronunciati con una pronuncia doc, li devi portare anche nel tuo paese d'origine. A questo punto bisogna andare oltre i confini del Friuli. Sì, sono delle belle cose perché la gente ha apprezzato molto, tipo anche bavalini per i bambini piccoli con i voi a manette e altre cose belle. Sono molto belle anche sia per fare un regalo sia che per portare all'estero, per fare la spesa, sono molto belle e siamo fieri di essere qua a Martignacco. Tra i clienti dell'edicola anche il sindaco, naturalmente, Gianluca Casali, buongiorno. Cosa significa avere in paese, in centro, un'attività come questa che veramente raccoglie un sacco fa molta comunità, e soprattutto vedo che anche i clienti sono davvero molto legati? È importante mantenere queste piccole attività commerciali perché oltre alla parte di vendita c'è una parte sociale, e Oscar e Alina interpretano molto bene questo ruolo perché da loro c'è sempre una battuta, c'è sempre un'attenzione verso il prossimo, c'è sempre quel momento di comunità che in realtà così piccole non può mancare. Allora, signor Maurizio, lei ha un mezzo di locomozione particolare. Come ci si muove agevolmente in paese con questo tipo di mezzo? L'abbiamo vista che lei, altro che è bravissimo. Per dimenti più che altro nei marciapiedi, certi marciapiedi andrebbero rifatti. Per il resto tutto discretamente. Pista ciclabile, tutto bene.